rimessa da parte di Pangos. Thomas prende, spara subito, tiro corto, tocca Davis, extra possesso per Milano con Melli che consegna la palla nelle mani di Pangos, pick and roll con Melli, servito 2 passi dal ferro, grande esecuzione già di 5 punti con un assist, palleggio da parte di Granger, blocco di Willis, Granger attacca dritto per dritto, serve Watt, 4 consecutivi per lui e l'Umana è lì a -3. Fossi negli uomini di Raffaele cercherei di chiuderla prima questa partita, perché arrivare nel finale con Milano. Ha di fronte Pangos, 9 secondi, battaglia per la posizione fra Watt e Tonut e grandissima difesa dell'ex Venezia che anticipa il lungo della Reyer, va Tonut in transizione. Giocata importante di Tonut, grande recupero qui in difesa contro un gigante come Watt, contropiede. Concludere il contropiede è una delle sue caratteristiche principali, la capacità di... Manda via, vuole giocare il pick and roll invece con Biliga, gira l'angolo, Ola di fronte, Tessitori, serve Biliga che nel frattempo ha rollato verso il ferro. In totale siamo 13-6 per le A7, Granger, palleggio, arresto, tiro soltanto retina, parziale di 4-0 che riavvicina parte l'Umana con il palleggio di Granger, lo prende Voigtmann sulla transizione, Granger riparte dopo essersi arrestato e segna un canestro molto difficile, diventa di 6 punti consecutivi, portarsi avanti per la prima volta nella partita. Tessitori va da Brooks che mette palla per terra, poi mette in ritmo Granger per la tripla, ancora Jason Granger, fa tutto lui o quasi. Condi Melli tiene come sa fare benissimo contro le guardie avversarie, guardate quello che deve fare Granger sulla gran difesa di Melli, sbaglia Granger, c'è rimbalzo in attacco di Tessitori che torna da Granger, data nella stagione di Tessitori fra campionato Eurocup, mandata a bersaglio per il +4 Venezia. Granger attacca l'area pitturata, cerca Willis che tira sul close out di Melli. Eurolega con la maglia della Virtus Bologna e 9 punti in campionato, segnando soltanto una tripla. Ecco Moraschini che serve proprio Spisso sulla punta dell'arco, finta di blocco di Tessitori, Voigtmann cambia e ruota su Spisso, rimangono 8 secondi per l'attacco di Venezia, ancora Spisso, palleggio, arresto e tripla, +10. Granger per Spissu, blocco di Brooks, si torna da Granger che ha di fronte Hall, chiama Granger il pick and roll con Tessitori, poi si prende la tripla, fuori equilibrio, cadendo indietro, super canestro di Jason Granger. Di fronte a Kevin Pangos, Brooks blocca ancora, Spissu va in penetrazione, perde palla, la raccoglie Watt che tira subito, segna e subisce anche fallo. Segnali positivi, diciamo, per Venezia. Melli prova a contestare il tiro di Watt a quota 9 dalla fine del possesso, si alza Brooks per bloccare, Spisso si palleggia sul piede, la perde, la raccoglie Billy Baron che vuole andare fino in fondo, scarica nell'angolo per Melli, piedi per terra e tripla bersaglio, ma ormai la vittoria è della Reyer, sbaglia il tiro Baron, tocca Jeff Brooks, finisce così, vince Venezia 77-69, vittoria importante anche a livello morale per l'Umana.